Una città deserta, con le serrande delle attività commerciali abbassate. Sulle vetrine i manifesti che invitavano i cittadini alle manifestazioni in difesa della sanità pubblica e dell'istituzione della linea veloce di Trenitalia-Macomer-Nuoro-Olbia. Erano in tante, oltre 1000, le persone che hanno affollato le vie di Nuoro per rompere il silenzio dell'indifferenza e chiedere ciò che è costituzionalmente un diritto, la possibilità di curarsi e l'ammodernamento di una ferrovia a scartamento ridotto che risale al 1839. Siamo veramente molto preoccupati perché c'è una scheda che giace 17 mesi al Ministero e non abbiamo ancora avuto risposta e per noi sarebbe proprio una svolta. Le zone interne della Sardegna non possono rimanere senza la risposta sanitaria e senza la garanzia dei livelli essenziali di assistenza a tutta la popolazione. Abbiamo conosciuto una sanità efficiente, vogliamo tornare alla sanità che conoscevamo. La sanità nuorese non è morta, però non sta bene e quindi dobbiamo lavorare perché ritorni a quella che era una volta e anzi ancora di più. Quindi noi siamo qui, una grandissima manifestazione, la sensibilità delle persone ormai è collaudata proprio perché abbiamo necessità di una sanità che ritorni e su questo siamo ancora in grossa difficoltà. Oggi è anche la manifestazione dei lavoratori della sanità proprio perché chiedono appunto che si intervenga e anche con molta celerità perché la situazione ormai è tragica.